medici in quarantena sono non tantissimi, sono 4. E uno tra l'altro era, adesso finisce, ma non tanto la quarantena, ma era uno dei medici di Vo che poi è stato male con una polmonite. Abbiamo un collega da ieri ricoverato in terapia intensiva, intubato a Schiavonia. E abbiamo tanti colleghi che sono in attesa di tamponi o di risultati. In prima linea anche loro stanno lavorando senza sosta da settimane. I medici di famiglia sono tra le categorie più esposte al contagio. A fatica stanno riuscendo a mantenere aperti gli ambulatori grazie alle sostituzioni e a 60 giovani specializzanti di medicina generale che hanno dato disponibilità ad entrare in servizio. Siamo senza dispositivi di protezione, mancano guanti, mascherine e tute, denuncia il presidente regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Riceviamo pochissimo, tant'è che abbiamo fatto un ordine per pagarle noi, perché è praticamente risibile, tanto per capirci, abbiamo 2 mascherine al giorno e 5 paia di guanti. Questo fa diventare difficile il mantenimento di una attività importante che facciamo, che è quella delle domiciliari programmate. I medici hanno lasciato a casa le segretarie, lavorare così è difficilissimo e tra i servizi che sono stati ridotti drasticamente ci sono le visite programmate ai pazienti con serie patologie, quelle che normalmente si fanno a domicilio con cadenza settimanale. Queste nella regione Veneto sono 16.000. Il problema qual è? È che andare in casa di queste persone senza le protezioni, cioè senza maschera, senza guanti, senza camice monouso, si rischia che sia io a portargli il contagio in casa. I consulti sono solo telefonici, aumentano anche le patologie legate allo stress causato da questa emergenza. Crisara ricorda inoltre come comportarsi in caso si venisse a contatto con un paziente positivo al coronavirus. Deve chiamare il medico di famiglia e sicuramente, essendo stato un contatto stretto, quindi sono definiti queste cose, il medico allerterà attraverso la COT, il sistema di prevenzione, e saranno loro a decidere se fare o non fare il tampone una volta, però in linea di massima con i contatti stretti i tamponi non si fanno.